Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. E iniziamo con il canto Eccomi, che troviamo al numero 81. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la festa della cattedra di San Pietro Apostolo. La cattedra indica la sede dalla quale il Vescovo, il Papa, svolge le funzioni proprie di insegnamento, di governo, e la cattedra di San Pietro ci ricorda anche come il Papa presiede alla comunione universale della carità. E dice Gesù a Simon Pietro: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Preghiamo per il Santo Padre, per la sua missione, per il suo servizio, per la sua salute e perché lo Spirito Santo lo illumini sempre nel suo insegnamento, nelle sue scelte. E chiediamo al Signore per tutti quanti noi di essere testimoni della misericordia che riceviamo, dei doni grandi che Dio ci fa nella Chiesa. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Onnipotente, concedi che tra gli sconvolgimenti del mondo non si turbi la tua Chiesa,
che è fondato sulla roccia della professione di fede dell'Apostolo Pietro. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore. Il Signore è mio pastore e non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Luce del mattino. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Luce del mattino. Lode, gloria a te. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Luce del mattino. Lode, gloria a te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.
disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Pietro, mistero di forza e di debolezza. Pietro che fa questa professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù che gli dice: non è la carne né il sangue, la tua umanità, la tua esperienza che hai fatto fino adesso con me, che ti hanno fatto capire chi sono io, ma è il Padre che è nei cieli. E poi su questa pietra che è la tua fede io edificherò la mia chiesa. Ecco che possiamo avere anche noi questa fede, una fede che non è semplicemente cercare quello che nella nostra povera umanità abbiamo bisogno di chiederlo al Signore, e facciamo bene a chiederlo, ma di passare anche da questa esperienza molto umana, ma che è necessaria, perché è legata alla nostra persona, a un livello più alto, a riconoscere quello che il Padre ci ha manifestato nel suo Figlio. E questa affermazione: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo, è qualcosa che va molto al di là di quello che Pietro potesse comprendere in quel momento, e anche che comprenderà successivamente, perché sappiamo che versetti successivi Pietro manifesta tutte le sue rimostranze a Gesù, che annuncia che dovrà patire, essere consegnato, morire e il terzo giorno risorgere. Non ti accadrà mai. E così, in previsione della passione, Pietro, che ha fatto questa bella professione di fede, poi con la sua umanità si trova ad aver paura e viene recuperato, diciamo così, riposto di nuovo nella sua luce, nel momento che dopo la resurrezione il Signore gli chiede: mi ami tu più di costoro? Pasci le mie pecorelle. Allora questa forza e questa debolezza della figura di Simon Pietro sono anche la nostra forza e debolezza. Il bisogno che abbiamo anche noi che sia davvero il Padre, Dio, a rivelarci nello Spirito Santo che è Gesù, e di credere in quello che professiamo, perché credere che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivo, è qualcosa di bello, certo, ma qualcosa di impegnativo, perché è più facile seguire Cristo come uno che ci dà delle massime di vita bella, è facile seguire Cristo nel momento in cui tutto va bene, ma diventa più difficile nel momento della prova, diventa più difficile forse nel momento in cui rendere testimonianza di Cristo vuol dire perdere la faccia e forse essere anche presi in giro, derisi. Ecco, che il Signore ci doni la fede vera, quella fede che Pietro professa, ma che poi viene messa ogni giorno a una verifica, vedere se è vera, verum facere, verificare, vedere se è vera. E in questo tempo ne abbiamo tante, di queste verifiche a cui siamo sottoposti, nei fatti della nostra vita, in quello che ci accade
intorno nella nostra povera umanità, tanti nostri fratelli e sorelle, e che davvero noi possiamo riaffermare questa fede e viverla. Ecco, chiediamo a Pietro che confermi nella fede anche noi e preghiamo per il Santo Padre. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Padre, le preghiere e le offerte della tua Chiesa, perché con l'insegnamento del Beato Apostolo Pietro manteniamo integra la fede e sotto la sua guida giungiamo all'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, fra loro in particolare di Rino, Giorgio, Giuseppe e Antonia. Accogli anche tutti gli altri defunti e ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, Come anche rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace
secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella festa dell'Apostolo Pietro ci hai rinvigoriti con la comunione al corpo e sangue di Cristo, fa che questo santo scambio nel quale si attua la nostra redenzione sia per noi sacramento di unità e di pace. Per Cristo nostro Signore. Signore Gesù, nostro Salvatore e Creatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria.
Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Madonna di Cestopova, 155.